Le malattie dell'apparato muscoloscheletrico sono sicuramente le più frequenti. Noi dal nostro osservatorio specializzato abbiamo molte malattie respiratorie, in particolare l'asma bronchiale allergico, perché le sostanze che causano allergia sono tantissime e continuano a essere prodotte nuove sostanze per motivi tecnologici, alcune delle quali hanno degli effetti asmogeni. Nel 2023 sono state erogate 10.000 visite e sono stati seguiti 19.000 pazienti dall'unità operativa complessa di medicina del lavoro dell'azienda ospedaliera di Padova, che si occupa di prevenzione e di diagnosi delle malattie professionali, e le principali patologie registrate nella nostra regione sono l'asma professionale, la cancerogenesi occupazionale e ambientale, l'invecchiamento biologico e le malattie cronico-degenerative per l'interazione genoma-ambiente. Sono tornate anche malattie che sembravano scomparse, come la silicosi. Ed è ricomparsa una quindicina d'anni fa, legata appunto all'uso delle pietre artificiali, o cosiddetto anche marmo artificiale, che non è un nome tecnico ma è quello con cui è conosciuta, e che sono quelle che si utilizzano nell'industria dei mobilifici perché costano meno rispetto alle pietre originali. Questo ha creato un problema, perché è ricomparsa della silicosi, perché nella maggior parte dei casi sono piccole aziende che non sempre sono a conoscenza del problema. Il problema si è aggravato dal fatto che queste pietre contengono la causa della silicosi, che è la silice libera cristallina, in concentrazioni molto più elevate di quelle che si trovavano, insomma, si va a scavare una galleria o un tunnel, e quindi abbiamo avuto persone che hanno sviluppato la silicosi dopo 3, 4, 5 anni di esposizione, e non dopo 20 anni come in altri casi, che ha un'evoluzione anche accelerata. Dopo questa segnalazione, la Regione ha attivato un monitoraggio delle imprese per identificare tutte le attività produttive che utilizzano il materiale che provoca la silicosi e tutelare così i lavoratori. La medicina del lavoro dell'azienda ospedaliera di Padova ospita infatti l'unico centro del nord Italia che esegue test di provocazione bronchiale e coordina l'unico studio italiano di follow-up dei pazienti affetti da silicosi da pietre artificiali.